Mi chiamo Luciana e la nostra azienda si chiama Pasticceria Cardenia. Il dolce si chiama pistiddu e noi metteremo in un tegame l'acqua e la portiamo ad ebollizione. Quando l'acqua sta quasi per bollire ci aggiungiamo lo zucchero e lasciamo che si caramellino bene insieme. A questo punto aggiungiamo la buccia d'arancia, lo zafferano, che è quello che ha il compito di dare questo colore dorato al ripieno. Dopodiché a pioggia versiamo la semola, che va girata abbastanza energicamente in modo che non crei dei grumi. Pressappoco nel fuoco la teniamo 5-10 minuti e la mettiamo in un contenitore in modo che si freddi. Per ottenere questa pasta invece abbiamo usato una base di farina 00, dello strutto e dello zucchero. È una pasta che va impastata molto bene in modo che diventi poi questo impasto bello omogeneo e possiamo riuscire a ricavare una sfoglia liscia, quasi vellutata e molto sottile, che sarà poi la base per fare il nostro dolce. Faremo dei disegnini, delle incisioni e poi diciamo che andiamo ad abbellirlo il più possibile con tanti ricami, tanti fiorellini che danno al dolce un bell'aspetto. Una volta che noi abbiamo realizzato il nostro dolce, andiamo a spennellarlo con l'uovo e anche qui molte volte ci mettiamo un pizzico di zafferano all'interno dell'uovo perché contribuisce a dare un colore leggermente più rosso e viene più dorato poi nella cottura. Andremo a depositarlo nelle nostre placche da forno, il forno sempre 170-180 gradi. Devono cuocere per circa un quarto d'ora e poi questo è il prodotto che noi abbiamo ottenuto una volta che l'abbiamo cotto.